Mentre in tutta Italia le amministrazioni del PD cadono come birilli, a San Donà il sindaco uscente Andrea Cereser conquista il secondo mandato, prima volta per il centrosinistra nella storia del comune. Abbiamo resistito sulla linea del Piave, sintetizza con una battuta. È un momento storico importante perché sono questi i giorni del centenario della battaglia del Solstizio, la seconda battaglia del Piave, quella che di fatto ha tenuto il fronte e alla fine è stato il presupposto per la battaglia della vittoria, quella di novembre di Vittorio Veneto. E quindi questo parallelismo sicuramente è significativo, suggestivo e anche riempie di commozione. A scegliere Cereseri il 54,2% dei votanti che già al primo turno non avevano affollato i seggi. L'affluenza al ballottaggio si è fermata poco sopra il 51%. A casa, come dimostrato dai risultati, sono rimasti soprattutto gli elettori del centrodestra che sembrano non aver apprezzato l'interminabile scambio di accuse tra la candidata leghista Francesca Pilla e il forzista Oliviero Leo. Sicuramente il fatto di aver assistito a queste lotte all'interno di due grandi ambizioni, soprattutto e senza un reale interesse e passione per la città, ci ha aiutato, non c'è dubbio. Ora ci rimettiamo al lavoro per realizzare quanto promesso in campagna elettorale, assicura il sindaco, sperando che quanto avvenuto a San Donà possa essere utile a tutto il centrosinistra per capire la strada da intraprendere. I momenti di confronto e pianificazione con gli esperti vanno bene, ma poi non bisogna dimenticarsi di stare in mezzo alla gente e prendersi a cuore i problemi delle persone, come crediamo di aver fatto negli ultimi 5 anni. Ci vuole il momento in cui si riflette sulla città, si danno delle indicazioni, si traccia una visione della città, ma poi anche la necessaria attività di convinzione e di condivisione con i cittadini, perché uno sguardo va rivolto sicuramente alle stelle, ma l'altro anche al marciapiede, quindi mettere insieme, fare sintesi di questi elementi, accompagnare la città in un momento storico difficilissimo come è questo, ecco, sono tutti elementi che devono stare in equilibrio tra loro.